Primarie del centro-sinistra, il confronto, il primo in assoluto in Veneto fra i 3 aspiranti candidati alla presidenza della regione, e ad ospitarlo è Antenna 3 con X News, che per l'occasione allestisce uno studio speciale di fronte alle telecamere 3 LG, dai quali i contendenti si presenteranno all'ampia platea televisiva. La prima ad arrivare è la trevigiana Simonetta Rubinato, deputata del Partito Democratico. Dobbiamo essere pronti. Il secondo a giungere è il padovano Antonino Pipitone, consigliere regionale dell'Italia dei Valori. Sarà una bellissima esperienza e penso un'opportunità per tanti cittadini che potranno vederci finalmente tutti e 3 assieme. La terza in ordine di parcheggio la vicentina Alessandra Moretti, europarlamentare del PD. Prontissimi sempre per confrontarci. E allora il faccia a faccia, e a faccia, visto che sono 3, può cominciare con il via scandito dal direttore Domenico Basso. Buonasera, X News speciale il confronto tra i candidati alle primarie del centro-sinistra che si sfideranno domenica. Entrano in scena i protagonisti. Alessandra Moretti a 41 anni, Antonino Pipitone a 52 anni, è nato a Marsala, Simonetta Rubinato a 50 anni, è nata a Treviso. Ma questo è solo l'inizio. Sotto gli occhi dei giornalisti di varie testate, gli sfidanti sono chiamati a rispondere ad una raffica di domande, interrogativi pungenti, tempi precisi, imprese, disoccupazione, dissesto idrogeologico, sanità, sicurezza, viabilità, Renzi e Berlusconi, NCD, indipendenza del Veneto, ma anche rimpianti della campagna elettorale e difetti degli avversari, idee e scintille, buona la prima e domenica urne aperte.